Torre Russo, ecco, un momento importante, 1 o 2 giorni dedicati a questi seminari formativi fra voi docenti e istituti scolastici, alla vista anche di ciò che è stato il Covid, ma si parla oggi anche di ripartenza, considerando anche che finisce il tempo della urgenza. Sì, noi abbiamo programmato questo seminario sul tema della comunicazione e della relazione all'interno delle istituzioni scolastiche, soprattutto nell'ambito della dirigenza scolastica. È un seminario che è programmato da tempo, che abbiamo anche noi dovuto rimandare per ragioni legate all'ondata della pandemia e che finalmente è iniziato ieri e si conclude oggi con degli interventi che erano già stati definiti. È stata anche l'occasione ovviamente per capire che cosa succede ora in questa fase di chiusura dell'emergenza sanitaria e come anche le scuole si devono riorganizzare al meglio per garantire la prosecuzione delle attività didattiche. È stato un momento importante ritrovarsi in presenza con i dirigenti scolastici, ci sono stati più di 130 partecipanti da tutta la Sicilia e l'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità, che è l'ANP, insisterà ancora con attività di formazione per la Regione che si svilupperanno nei mesi successivi. Ecco, parliamo di questo momento formativo, un incontro importante qui che si sta svolgendo ad Agrigento. Quali le tematiche principalmente dibattute? Questi 2 giorni sono state dedicate alla comunicazione e alle relazioni che avvengono all'interno di una comunità scolastica. Tra le varie parti, questi nuovi scenari degli ultimi 2 anni hanno imposto un nuovo metodo di approccio alla didattica. La didattica a distanza, i social, tutto l'utilizzo di nuovi strumenti che hanno imposto, diciamo, una nuova rivisitazione di alcune metodologie che noi applicavamo. Agrigento ci offre questa possibilità di un incontro e di una condivisione di questi nuovi scenari e di queste nuove metodologie. Ma oggi in particolare iniziamo con un ricordo su Ravanusa, su questa terribile tragedia che ha colpito la comunità di Ravanusa e dedichiamo parte della giornata di oggi a una riflessione importante e a un senso di solidarietà e di partecipazione a questa città che è stata ferita in modo decisivo. Il Covid ha cambiato un po' le varie tematiche anche didattiche, quindi alla luce di questa nuova ripresa quali saranno le nuove prospettive? Sicuramente il Covid ha inciso molto, ha inciso nei rapporti dei ragazzi, i ragazzi hanno perso 2 anni di socializzazione che prima era alla base dei rapporti umani, dei contatti, questo ha inciso moltissimo, la scuola deve prendere carico anche di questo aspetto, sarà una ripresa graduale e in ogni caso noi siamo pronti, ma sempre con una particolare attenzione agli studenti, agli alunni, a questa nuova ripresa che loro devono, diciamo, riiniziare con gradualità ovviamente. Oggi un momento importante, dedicato questo evento a Rialzati Ravanusa. Lei nel suo intervento ha voluto un po' citare il momento purtroppo triste che avete superato, oggi si lancia l'ulteriore raccolta fondi, un momento importante comunque. Sì, una raccolta fondi che ci permette di aiutare nell'immediato le persone colpite da questa tragedia, i familiari, i docenti, tutte le persone che sono rimaste sfollate, che hanno perso veramente tutto. Ecco perché è importante, dopo il primo impatto, il primo momento che ha lasciato l'attenzione da parte dei media, ricontinuare a crederci, perché Ravanusa può ripartire, non nascondendo le ferite che sono rimaste nei cuori, nei nostri cuori, in tutti quelli delle vittime e dei familiari delle vittime che sono state colpite. Ecco perché noi ci teniamo e grazie all'Associazione Nazionale dei Presidi che in questo, come una famiglia che si occupa dei propri congiunti, mi ha sostenuto e ha comunque contribuito a quella che è la raccolta fondi di Rialzati Ravanusa, effettuata insieme al Comune di Ravanusa. Grazie. Momento importante oggi, ieri, 2 giorni relativamente a dei seminari di studi dedicati proprio ai dirigenti scolastici. Ecco come si ci appresta, diciamo, ad affrontare le nuove tematiche del Covid alla luce anche dell'esperienza che è stata i 2 anni precedenti, considerando anche il termine dello stato di emergenza. Dopo 2 anni di pandemia questi 2 giorni di formazione erano necessari, sono stati voluti fortemente dal presidente provinciale dell'ANP, Alfio Russo,
coadiuvato da tutto lo staff. È stata ieri e oggi si accinge ad essere un'altra giornata ricca in contenuti e in qualità di formazione. Ci sono relatori abbastanza preparati che hanno dato un contributo sulla comunicazione, sulle nuove sfide didattiche e dei bisogni formativi degli alunni. Abbiamo parlato anche dei quadri intermedi della scuola, dei collaboratori del dirigente scolastico che dovrebbero essere formati e comunque identificati all'interno del contratto collettivo nazionale prossimo. Speriamo che questo si attua nel breve tempo. Stamattina parleremo di avanguardie educative e di nuovi bisogni relazionali educativi dei ragazzi in una scuola che chiaramente è cambiata tantissimo in questi anni e che si accinge ad formare cittadini del domani che chiaramente hanno nuovi bisogni formativi e sempre più pressanti in questa società che sta mutando velocemente.